Da L'anello di Re Salomone di Konrad Lorenz, Adelphi Editore. Non dormiva mai molto a lungo in quella prima giornata la mia occhetta, ma durante la notte me ne dovetti bene accorgere. Avevo preparato per la mia occhetta una magnifica culla riscaldata elettricamente, che aveva già sostituito il caldo ventre materno per molti piccoli da me allevati. Quando, a sera abbastanza inoltrata, misi la mia piccola Martina sotto la coperta termostatica, essa emise subito soddisfatta quel pigolio rapido che presso le giovani oche esprime la voglia di dormire e che suona pressappoco come un virr. Posi la cestina con la culla riscaldata in un angolo della camera e mi infilai anch'io sotto le coperte. Proprio nell'attimo in cui stavo per addormentarmi, udii Martina emettere, già tutta assonnata, ancora un sommesso virr. Io non mi mossi, ma poco dopo risuonò più forte, come in tono interrogativo, quel richiamo vivi 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 vi, vivi 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 vi. Io sono qui, tu dove sei? Io continuai a non rispondere, rannicchiandomi sempre più tra le coltri e sperando intensamente che la piccola si sarebbe riaddormentata. Ma che? Ecco di nuovo il suo vivi 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 vi, ma ora con una minacciosa componente tratta dal lamento dell'abbandono. Io sono qui, tu dove sei? E un istante dopo ecco uno scoppio di striduli e insistenti fip fip. Dovetti uscire dal letto e affacciarmi sul cestino. Martina mi accolse beata, salutandomi con un vivi 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 vi. Non voleva più smettere, tanto era il sollievo di non sentirsi più sola nella notte. La posi dolcemente sotto la coperta termostatica. Virr, virr. Si addormentò subito, deliberatamente, e io feci lo stesso. Ma non era passata neppure un'ora, erano circa le 10:30, quando di nuovo risuonò il vivi 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 interrogativo e si ripeté esattamente la sequenza di qui sopra. E poi di nuovo alle 12 meno un quarto e all'1. Alle 3 meno un quarto mi levai e decise di cambiare radicalmente la disposizione degli elementi nell'esperimento. Presi la culla e me la posi a portata di mano presso la testata del letto. Quando, secondo le previsioni, alle 3:30 si fece sentire il solito interrogativo «Io sono qui, tu dove sei?» Io risposi nel mio stentato linguaggio di oca selvatica con un gan 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 e diedi qualche colpetto alla coperta termostatica. «Birr», rispose Martina. «Io sto già dormendo, buonanotte». Presto imparai a dire gan 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 senza neppure svegliarmi e credo che ancora oggi risponderei così se nel profondo del sonno udissi qualcuno sussurrarmi sommessamente vivi 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 vi.